Avrebbe approfittato della fragilità e della fiducia di una minorenne della zona di Pistoia per instaurare con lei un rapporto che, secondo l'accusa, si sarebbe trasformato in una serie di abusi sessuali. Con questa ipotesi i carabinieri hanno arrestato un agente di commercio di 53 anni, residente ad Arcugnano, ora sottoposto agli arresti domiciliari. I fatti risalirebbero allo scorso inverno. La ragazza, sedicenne, avrebbe conosciuto l'uomo tramite una chat online. Da lì sarebbero iniziati i contatti, prima virtuali e poi di persona. Secondo quanto ricostruito dai militari, gli incontri sarebbero avvenuti in più occasioni, tra dicembre e l'inizio di gennaio di quest'anno, anche approfittando delle vacanze natalizie. A far emergere la vicenda sarebbero state le confidenze della giovane, che si è rivolta ai familiari. Da qui è partita la segnalazione alle forze dell'ordine e l'avvio delle indagini, coordinata dalla Procura di Pistoia. I carabinieri hanno raccolto testimonianze, messaggi ed altri elementi utili a ricostruire il rapporto tra i due. Nel corso delle perquisizioni gli investigatori avrebbero trovato anche materiale e sostanze ora al vaglio degli inquirenti, elementi che, afferma l'accusa, hanno contribuito a rafforzare il quadro accusatorio. Il GIP ha ordinato che l'uomo sia posto ai domiciliari in attesa degli sviluppi delle indagini. L'uomo respinge le accuse e sostiene di poter provare l'infondatezza delle accuse.